Bene, eccoci qua, anche lei mi è emozionatissima, ma appena vedrete come ha fatto la Brunetti, l'Alessandra Brunetti, parte insomma l'intervista, poi si dimenticano tutto. Siamo tra noi, siamo tra amici, ok? Non c'è problema. Do il benvenuto per la prima volta, non so se davanti alle telecamere, comunque a TV7 di sicuro, a Dircilene Roriz, che è una ragazza brasiliana, nata a Brasilia, la capitale del Brasile, che è uno stato enorme, perché noi italiani con la geografia non sempre siamo Se non mi inganno, 27, 48 volte più ok? grande. E sono 27 stati, giusto? Mini Sì, stati, giusto, dico bene? giusto. 26. Sì, sì, sì. Ok, allora, senti, grazie di aver accettato il nostro invito e domani sera grandissima apertura per quanto riguarda i mondiali che si vivono, come ben sapete, in Brasile, però voglio un po' discutere su questa apertura perché dovete ben sapere che ci sono delle contrastanti opinioni e insieme appunto a Dirsilene cercheremo di capire se è davvero una grande festa o c'è qualche problema da toccare. Allora, pensate un po', ad esempio soltanto questa mattina vi leggo 15 palloni gonfiabili con croci rosse a Copacabana. Stiamo dando voce a milioni di brasiliani, la gente non riesce a capire perché il governo abbia potuto spendere milioni mentre povertà e degrado aumentano. Quindi continuano a 2 giorni dall'inizio dei mondiali le proteste in Brasile per la manifestazione e il denaro che lo ha insomma, investito, lo sperpero di denaro. Pensate che si parla addirittura di una cifra intorno agli 8.200 milioni di euro e pensate che questo è un paese veramente povero, ci sono delle cifre veramente particolari che vorrei ricordare, ad esempio oltre datemi un attimo, il 10% della popolazione è colpita da analfabetismo, 13 milioni di persone soffrono la fame e molte altre muoiono aspettando di essere curate. Quindi alcuni brasiliani, tanti mi verrebbe da dire, hanno sottolineato c'era bisogno di altri stadi, c'era bisogno di un mondiale a casa loro, tutti questi soldi potevano essere appunto spesi per ospedali e soprattutto c'è un alto tasso, e noi di certo non siamo i santi, di corruzione, un tasso veramente incredibile e sappiate che purtroppo la polizia, visto che ci sono scioperi su scioperi, la polizia non è che ci va come magari la nostra, molto gentile alla fin fine per i nostri poliziotti, i nostri carabinieri, alla fin fine sono veramente dei boy scout, lo dico perché conosco altri tipi di polizie, quindi i nostri sono veramente gentili, logicamente bastonano quando c'è da bastonare, però non arrivano nelle favelas dove ci sono gravissimi casi di soprusi e di violenze non pagati alla fin fine dalla polizia o da chi li commette. Insomma, c'è una situazione veramente di degrado molto particolare. Dircilene, io ho qualche immagine, come puoi vedere, ecco qua, quindi questi sono i tuoi concittadini che non vogliono, connazionali, scusami, che non vogliono appunto il mondiale, queste sono alcune immagini che io ho raccolto della protesta, vi stavo appunto leggendo la protesta proprio di questa mattina, dei palloni con le croci proprio in spiaggia, hanno messo addirittura delle baracche per ricordare insomma la gente che vive ancora nelle favelas, quindi nelle baraccopoli. A te la parola. Guarda, visto che in questo momento, no, il Brasile è una grande vitrine mondiale, il popolo cerca di protestare e fare risaltare all'opinione pubblica mondiale, Sì, la no? situazione. É, la gente soffre, no? La mancanza di cose essenziali per vivere, come l'acqua, no? Che manca ancora in tanti posti. Pensate che gli affitti si sono arrivati al 165% d'aumento. Pensa a te, no? È perché purtroppo in Brasile, come in tutti i paesi del mondo, abbiamo dei ladri, no? Esatto. Io vedo che hanno rubato tanto, no? Per fare più stadi, per ricevere la coppa e la gente con la mancanza di acqua in tanti posti. L'assistenza sanitaria che è molto carente, no? Basta andare in ospedali in una città grande per vedere i malati, no? Le condizioni in cui sono sottoposti i malati, mancano letti per il ricovero, no? Medici,
la sicurezza, che vedo come uno dei punti più importanti, no? Dovuto a una criminalità molto forte a causa delle condizioni economiche molto difficili. Tutto sommato, la gente vai protestare, visto che no, siamo la vetrina mondiale. Sì. Ma nella mia opinione, no, questo mese tutto questo sarà messo a parte per l'amore e la passione che tutti i brasiliani Hanno per il no, calcio? ricchi, poveri, hanno una sola bandiera, sì, 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 la verde oro. Sebbene che nel nostro paese c'è una delle più grandi differenze tra classi sociali, Sì, no? c'è uno spaccamento Sì, veramente... ci Ma sono infatti... ricchi ricchi, eh, poveri poveri. esatto, ma infatti il popolo si sta lamentando proprio di questo, perché come abbiamo visto per il Mose, noi paghiamo le tasse, lavoriamo, ci facciamo il mazzo e poi chi gode di questi miliardi sono quella piccola cricca. Sono Questo vale, pochi. esatto, anche per il vostro paese. Pensate un attimo anche le condizioni in cui vivono. Gli operai della metropolitana di San Paolo sono scesi in sciopero la settimana scorsa, minacciando di lasciare a piedi i visitatori del mondiale. Si prevede circa un afflusso di 3 milioni di brasiliani e di 600.000 stranieri. A 5 giorni, insomma, dopo 5 giorni di protesta, il governatore di San Paolo, il governatore Geraldo Alckmin, dimmi se lo dico bene, Gerardo Alchimi, sì, sì, sì. Alckmin, ok, ha risposto con manganellate e gas lacrimogeni, denunce e licenziamenti di oltre 40 lavoratori. Pensate che lo sciopero, ha detto, è abusivo, ha dichiarato, forte di una decisione del Tribunale regionale del lavoro dello Stato di San Paolo, che ha aumentato le multe, quindi hanno messo delle multe a chi sciopera di 500.000 reais. Dice quant'è? 160.000 euro, cioè tu scioperi e ti puoi beccare oltre alle manganellate, l'arresto, anche 160.000 euro di multa e la povertà è pazzesca, vi ho appena detto, per ogni giorno di sciopero aggiuntivo. Sappiate che però i lavoratori hanno detto va bene, tu fai così, non vuoi ragionare con noi, allora domani che c'è l'inaugurazione del mondiale noi incrociamo le braccia, tanto domani la dovete fare questa appunto inaugurazione, e sappiate che se di solito ci vogliono 50 minuti per arrivare allo stadio e 90 reais, quindi 40 dollari circa, se loro imbracciano, quindi incrociano, scusate, le mani, ci vorranno 2 ore e mezza e un costo di 150 reais. Pazzesco, prego. Ma io penso, no? Che E dopo alla abbiamo una fine, telefonata, che alla prego. fine il popolo brasiliano, no? Che vive di romantismo e Sì, passione, non faranno questo. Sai perché? prego, io Perché ascolto in la tua ogni opinione. occasione, no? Di ogni 4 in 4 anni, la differenza sociale, ricchi e poveri, sono per una sola bandiera, la verde e oro, e per un unico solo obiettivo, la selezione, La che è la Seleção, la nazionale per nazionale voi, no? brasiliana. Então, nella mia opinione, verrà vissuto con una grande enfasi tutto questo momento, capisci? Noi siamo un popolo che non faremo mai la guerra, siamo solari, riceviamo bene. Io penso che alla fine dare la risposta Dici sarà nei positiva. voti, no? Capisci? Sarà positivo. Allora, Dircilene, Non abbiamo al penso, telefono non credo Gisella. proprio. Prendi pure l'auricolare e sentiamo l'opinione di un'altra tua connazionale, ok? Ok, Giselle, pronto? 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 Sì, buonasera, tutto bene? Buonasera. Tutto Allora, bene? Giselle, innanzitutto so che lei risiede quindi qui in Italia, da che anno? Pronto? Pronto, pronto. Mi sente? Sento un po' male, scusami, sì. Chiedevo, da quant'è che è qui in Italia? È da 8 anni che sono qui, abito qui. Ok, da 8 anni. Io vorrei sentire la sua opinione per quanto riguarda
questi mondiali, quindi se effettivamente erano da fare in Brasile, se c'era bisogno di qualcos'altro, oppure se, come dice Dircilene qui in studio, voi siete così romantici alla fin fine da dimenticare tutte le varie problematiche, bene o male, e unirvi per fare quindi il tifo alla Seleção. Prego, a lei la parola. Per un mese, dimenticheremo per un mese solo, no? Prego. Guarda, la mia opinione è che non sarebbe da fare in Brasile questo mondiale perché noi abbiamo tante altre cose, tante altre priorità, l'educazione, le scuole, la salute, ad esempio Aretissimo in Brasile, nel nord-est del Brasile. Volevo fare una metropolitana che per portare la gente in questa arena dove ci sarà una partita. Cioè, ma a cosa serve alla fine? Perché non sarà usata dopo, chi la userà più quella metropolitana che porterà solo in quell'arena? Dovremmo magari spendere soldi con, non so, i trasporti pubblici, tanta gente della povertà. Allora Giselle, soltanto un istante, perché vedo che fa delle facce la nostra Dircilene qui in studio. Noi abbiamo un po' di ritorno in cuffia. Giselle dice, hanno fatto una metropolitana che porterà insomma tutti i turisti, tutti i brasiliani all'arena per vedere insomma le partite, l'inaugurazione e tutto. Una volta finito, che ce ne facciamo di questa metropolitana? Perché non spendere invece i soldi per la sanità, per la scuola, quindi l'alfabetizzazione, come dicevo io, che c'è un grande bisogno di alfabetizzazione. Prego, Dircilene. Ma guarda, sono d'accordo. Sì, Giselle ti sente. Quindi... Giselle, sono d'accordo che dovevano avere fatto per la salute, per l'educazione, ma ci mancherebbe. Certo che sono d'accordo. Sono d'accordo che abbiamo dei ladri come tutto il mondo, dei governanti, no? Che hanno speso anche male. Ok, sono d'accordo fino lì, ma già che in questo momento, no? C'è la selezione, che è la grande passione del mondo, anche dei brasiliani, no? Di tutti i brasiliani, che la viviamo in pace. Penso che il popolo vivrà in pace. Il tuo è un augurio. Poi, augurio no, io credo proprio, capisci, che loro devono, come ho visto su Facebook, no? Sì. Che è una cosa che cominciano a mettere il verde e amarelo, non per dimenticare, ma il popolo darà la risposta nelle nuove elezioni, no? Sì, che avremo, sì. Capisci? E lì il popolo dirà la risposta a tutte queste cose, ma già che siamo... Ormai dice è fatta. Ormai già Giselle, è fatta. cosa ne pensa? È d'accordo? Che il brasiliano sappia votare adesso, no? Ok. Abbiamo sbagliato, siamo stati noi a eleggere questo popolo. Questo governo. Questo governo. Sì, quindi Dilma, Vanna, Rousseff. Prego Giselle. Alla fine stanno già facendo sciopero la polizia, il sciopero dei trasporti pubblici, anche lì al sud dove diciamo vicino sono tutte queste cose per magari far vedere a questa gente, al governo, a questi che hanno il potere in mano del Brasile, magari per far vedere cioè, abbiamo bisogno di voi, o c'è la gente qua che patisce la fame, come diceva lei, che sono tanti posti che non hanno l'acqua, perché c'è andare a fare queste cose qua gigantesche, spendere tutti questi soldi con cose che speriamo adesso che quando ci sono le elezioni, le votazioni, che la gente si ricordi in questi momenti qua, tutte queste cose che stanno vivendo, che magari la gente ci pensa un attimo a questo, speriamo, perché noi siamo qua, non possiamo stare lì, non possiamo fare niente, però speriamo davvero che la gente ci pensi e cambi qualcosa, perché non è giusto andare avanti. Il Brasile è un paese così bello, la gente bella, sempre contenta, allegra, però... Giselle, obrigado. Obrigado. Coi serate? Veramente. Obrigado, coi serate? Ciao Gisele. Ciao Giselle.
noi, no, il nostro paese, viviamo la felicità nelle piccole cose, sai? Nella quotidiana, quella cosa più semplice, ma che danno il gusto vero della vita, no? E per tutto sommato, io penso che la risposta dobbiamo dare dopo nelle elezioni, perché ormai è fatto, è vero, no? Abbiamo mancanza di acqua, di medici, ma però io vedo positivo per la passione, per la selezione che per voi è la nazionale. Ehm, Voglio chiederti una cosa, sì. dovete sapere che c'è una grandissima artista brasiliana, a me piace tantissimo, si chiama Ivete Sangalo. Sì, 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 Hai la visto? conosco. Appena l'ho detto, è talmente famosa e fantastica, Sì. pensate che Di anche... persona, no, perché andavo lì È si baiana, chiama lei... Trio Elettrico. Ok. Io ho fatto 8 anni in Brasile, e il carnavale fuori di epoca nella mia città, a Brasilia. Allora ospitavamo delle gente che guardavano, beh, ho una storia abbastanza vicina, la conosco molto bene. Sei del nord, giusto? No, io sono di Brasilia, Di della Brasilia, ah, è vero, capitale. scusami, mi ero dimenticato perché mi hai fregato, ho sentito la R un po' che so Aerei. essere del nord. Va bene, dai, Sì. sciocchezze. Allora, ti stavo parlando e vi stavo spiegando di questa Ivete Sangalo. Sì, sì. Lei, pensate, era stata richiesta, essendo bravissima, addirittura a New York quando Laura Pausini ha fatto, insomma, il suo mega concerto, l'ha chiamata, vieni e fai, insomma, una canzone, un duetto con me. Quindi è veramente fantastica questa persona, ha cantato con i migliori del mondo. Sì, sì, E in sì. Brasile, come avete visto, appena l'ho nominata, si è illuminata anche Dircilene. Lei si è rifiutata, gli era stato commissionato l'inno per i mondiali 2014 in Brasile, quindi in rappresentanza della propria terra. Lei, proprio in protesta a tutto quello che sta accadendo, si è rifiutata. A me personalmente, amando molto lei, ho apprezzato questo gesto e alla fine J-Lo e Pitbull, vai che eravamo poveri, avevamo bisogno di soldi, l'hanno preso loro l'appalto. Cosa ne pensi, ad esempio, se una grande come lei fa un gesto del genere? Ok, io rispetto la tua opinione e condivido ciò che stai dicendo, però è significativo vedere che una così in alto, così famosa, abbia deciso di schierarsi da un certo tipo di punto di vista, con il popolo, con la lamentela, la protesta. Io sono rimasta, condivido con lei, ma triste, no? Perché vedo che i ladri, il governo del nostro paese hanno messo a questo punto, no? Pensa una canzone nella voce di lei, magnifico, stiamo perdendo tutto, non possiamo, ma già che è fatto, È fatto, è dici. fatto, e Senti, adesso arriviamo, si siamo parla... penta, no? Arriviamo per esempio, una grande occasione per essere la sesta volta campioni del mondo. Noi ve l'auguriamo, anche perché È non il popolo, dimentichiamoci mai dopo che tutto questo, l'allenatore del Brasile è comunque d'origine italiana, c'è sempre un po' d'Italia sì, dappertutto è vero. e ad esempio nello stato di Santa Caterina, quindi a sud, Sì, il sì. 90% sono tutti italiani, giusto? Sì, Tedeschi e c'è italiani. tante città lì che loro non parlano il dialetto. Esatto, Veneto, Veneto. No, Veneto. Ad esempio io conosco molto bene Urusanga e so che loro sono gemellati con Longarone addirittura, quindi Friuli, Venezia Giulia, moltissimi friulani o veneti sono andati là anni fa e quindi ci sono proprio ancora le nostre tradizioni. Sì, sì, sì. Abbiamo... No, tanti italiani sono arrivati, principalmente, hanno colonizzato il sud di Brasile, no? Un'altra cosa che mi è dispiaciuta sapere, io insisto, sono un testone, pensate un po' che, Sì. dammi solo un istante che devo trovarlo, no, non è qua, allora, so che ci sono appunto i lavoratori, no? Senza tetto si chiamano, i lavoratori che vorrebbero vendere in teoria i gadget, eccoli qua, sono stati espulsi 250.000 persone appunto dai terreni interessati al business degli stati, scusate, e sono appunto, vi stavo dicendo, questi venditori che da noi sono magari considerati quelli abusivi, insomma, che vendono la maglietta oppure le bancarelle, roba del genere, che se non ci fossero stati appunto i mondiali avrebbero tranquillamente potuto fare le loro vendite tranquillamente, perché le normative sulla vendita dei prodotti sono completamente diverse rispetto all'Italia. Però
c'è da ricordare che lì adesso governa la FIFA, quindi devono mangiare loro, e questi via, ciao, non è giusto. Non è giusto, non vedo giusto, veramente mi dispiace tanto, cosa devo dire? Niente, niente, purtroppo le cose funzionano così. Hai detto secondo me bene, alle prossime votazioni, questo è valso anche per Padova, vediamo un pochino anche per l'Italia, no? di cambiare le cose. Sì, auguriamoci sì. Brasile-Croazia vince? Ma che domanda? Che domanda? Come? Va bene, ho già capito la risposta. Le mie magliette stanno arrivando, no? Dal Brasile ti sei fatta spedire la maglietta? sì. Perché qua in Italia non ci sono? No, perché arrivano Sono speciali. un gruppo di amiche, no? E saremo a Parigi, il primo Ah, che signora si dice, quindi andrai domani sera a Parigi a vedere il mondiale? Sì. Caspita, che chic! Hai visto, si parla di povertà in Brasile e poi chi è qui? Sto scherzando, te la sarai guadagnata sicuramente la possibilità di andare dove vuoi, giusto? Abbiamo programmato, siamo un Sto gruppo scherzando. di amiche. Allora, grazie a Dirsilene Roriz, grazie di essere stata qui a disposizione dei nostri telespettatori Grazie e del a voi. sottoscritto. In bocca al lupo quindi per domani sera, va bene? In bocca al lupo anche a voi italiani, Obrigado. Come serate. Ciao, io vi ringrazio cari telespettatori e vi aspetto domani sera come sempre alle 19:15 con altri, mi auguro interessanti approfondimenti. Fateci sapere se ci sono delle tematiche che vi piacciono, che preferite, che magari noi andiamo ad approfondire. Sigla, grazie a Dennis in regia.